Marcello e Sifu Cristian Baggio. Ciao, buongiorno e bentrovati. Sì, buongiorno, grazie a te per l'invito e per l'ospitalità. Allora, senti, parliamo di una specialità in particolare del Kung Fu che si chiama Wing Chun, che tra l'altro vi ricordavi è la stessa specialità che ha utilizzato agli esordi Bruce Lee, che è un personaggio che in qualche modo anche cinematograficamente parlando è stato particolarmente rilevante. Come nasce questa specialità e raccontaci un po' voi come vi siete avvicinati anche a questo mondo. Sì, esattamente, è una disciplina che nasce circa 400 anni fa in Cina, quindi nella Cina del Sud, ad opera di una monaca chiamata Mui, una monaca che risiedeva all'interno del monastero di Shaolin del Sud. Dopodiché, una volta che questo monastero è stato assalito dal governo Qing, che era il governo che in quel momento aveva preso possesso della Cina, e ha dato a rogo il monastero in quanto riteneva che ci fossero dei rivoluzionari all'interno. Questa monaca assieme ad altri si sono salvati, cioè si è salvata, è riuscita a scappare e col tempo ha creato questa, diciamo, disciplina partendo dalle ceneri di quello che aveva imparato prima. Disciplina che si differenzia da quella che era la sua origine, in quanto si lavora molto sulla corta distanza, quindi a differenza di quello che si vede solitamente dove ci sono salti, acrobazie, cose particolari, essendo che è stata adattata anche da una donna, si va a lavorare invece sulla corta distanza, non richiede uso di forza muscolare, non richiede uso di particolari doti fisiche e si va a lavorare appunto sulla corta distanza. Questo concetto porta al fatto di poterlo utilizzare molto efficacemente in strada, quindi per quanto riguarda la difesa personale, dove appunto le aggressioni avvengono sulla corta distanza, presa al polso o altre cose. Ecco, quindi potrebbe essere interessante per tutte quelle donne che vogliono imparare in qualche modo un po' a difendersi e magari insomma in questi anni ce n'è anche bisogno, si spara sempre, non succede nulla, ma insomma nel caso magari voglio imparare qualcosa. Quanto ci si mette a fare un percorso per iniziare ad apprendere un po' di tecniche? Allora, un percorso può partire da abbiamo due diciamo, percorsi, no? Quello un po' più semplice dove si imparano le tecniche più veloci da imparare, quelle più facilmente attuabili. Si può sviluppare anche su 3-4 ore di stage, dove vediamo appunto le prese al polso, come divincolarsi, scappare, eccetera, eccetera. Un percorso invece un po' più completo, dove si va a sviluppare anche la parte di concetto di distanza, di sviluppo del timing, tutti i fattori molto importanti per quello che riguarda appunto un'aggressione anche in strada. Lì ci vuole chiaramente un po' più di tempo. Vedendo il percorso tradizionale, mediamente dopo un anno di pratica si riesce ad arrivare a buoni risultati e a muoversi in maniera efficace, insomma. Ecco, poi è un percorso che in verità non finisce mai, immagino, come tutte le cose, poi si può anche perfezionare e imparare sempre di più. Sì. A chi lo consigliamo? Cioè una tipologia di attività che va bene alle donne, agli uomini, a chi vuole fare anche semplicemente attività fisica, a chi lo sceglie proprio per difesa personale? Chi è il pubblico di riferimento? Sì, diciamo che va bene un po' a tutti, non c'è una differenza tra uomo e donna e quindi va bene un po' a tutti. Magari passo questa domanda al collega Sifu Cristian, così ci parla anche lui un po' di questa cosa. Bene, allora innanzitutto... Anche stati parlando, voglio dire, Sì. il vostro pubblico di riferimento, più donne, più Sì. uomini. Esattamente, allora parliamo innanzitutto cos'è il concetto della difesa personale. La difesa personale è innanzitutto un'attitudine mentale che viene appunto sviluppata attraverso il nostro percorso, sviluppato l'Accademia Wing Chun VTA, di cui appunto Luca ha appunto presentato prima, attraverso un metodo denominato Viper System. Questo metodo è l'attitudine di forgiare la mente e il corpo delle partecipanti ad avere delle attitudini mentali a saper gestire una probabile aggressione da strada. Ripeto, il Viper non nasce per dare una superiorità agli uni verso gli altri, ma avere una concettualità della realtà in cui ci si trova e sapersi adattare e quindi risolvere una probabile situazione anomala, insomma, ecco. Questi corsi ovviamente noi li sviluppiamo in tutta Italia, di cui appunto Luca è responsabile nazionale e io coordinatore Regione Veneto. E quindi stiamo anche muovendo anche nella zona di Chioggia, dove prossimamente creiamo appunto un progetto in tal senso. Ecco perché appunto oggi siamo presenti qui nella vostra radio dove ci avete ospitati anche per parlare anche di questa argomentazione. Certo, allora voi state preparando una sorta di stage, no? Dove Esattamente. si avvicina in qualche modo a questa disciplina che è per presentarlo, un po' come funziona, eccetera, eccetera. Che cosa succederà in questo appuntamento che state preparando? Allora, innanzitutto quello che noi sviluppiamo in tal senso è precisare subito che si parte subito da una cosa molto semplice. Parlavo prima dell'attitudine mentale. L'attitudine mentale non è una cosa da sottovalutare in tal senso perché noi tutti ovviamente abbiamo
concezione che l'aggressione può essere una cosa brutta che può ovviamente capitare, basta pensare ai vari fatti di cronaca che assistiamo attraverso i mass media. Ecco, quello che noi insegniamo attraverso questi corsi è la coscienza del giallo mentale e sapere il giallo mentale cosa si intende, la paura quando ci trova aggrediti alle spalle o afferrati, o quindi una situazione molto brutta, parlo appunto in situazioni in cui siamo location, siamo al buio o quant'altro, quindi insegniamo innanzitutto a gestire varie situazioni, anche se possibile poterle prevenire. Emotiva, insomma. Esattamente. Ok. E da lì poi naturalmente come muoversi, acquisire Esatto. delle tecniche per potersi muovere in maniera consapevole e in qualche modo difendersi. Chiaro. Sì, esatto, sto un attimo, per chi ci segue dalla diretta su Facebook, sto maneggiando un po' con questa penna per far capire che anche con degli oggetti apparentemente estranei ma usati normalmente ci si può imparare a difendere, cioè una volta che si acquisiscono le competenze. Non entro in questo dettaglio perché sennò diventiamo, ecco, diciamo che si usa in qualche modo. Qualsiasi oggetto che noi abbiamo in mano, adesso si parla tanto di spray al peperoncino, no? Che tra l'altro tra un po' mi sa che diventerà, forse potrebbe diventare anche fuori legge, perché abbiamo sentito tutti gli avvenimenti che questo viene usato per altre cose e non va bene. Però qualsiasi oggetto che abbiamo in mano, in realtà, una volta che noi abbiamo consapevolezza del nostro corpo e delle nostre armi principali, che sono le nostre braccia, le nostre gambe, quello che è, e la nostra mente soprattutto, possiamo utilizzare qualsiasi cosa noi abbiamo portata di mano. L'importante è avere questa consapevolezza corporale e mentale di poter gestire la situazione. Ok, quindi anche una penna o una borsa o una cosa può diventare una potenziale, diciamo, arma, un aiuto. E quindi anche per le donne è molto importante, perché le donne dentro la borsa hanno un armamentario di fatto, perché si sa che utilizzano molte cose, hanno una borsa abbastanza capiente, esatto, e la stessa borsa può essere utilizzata. Quindi tutte queste tecniche, diciamo strategie di utilizzare oggetti di uso comune vengono insegnati in queste lezioni che facciamo. Bene, mi sembra tutto molto interessante. Per avere ulteriori informazioni avete un sito di riferimento, c'è qualcosa, una pagina Facebook che avete, così magari chi vuole approfondire può venirvi a trovare. Sì, potete trovare informazioni sulla pagina Facebook dell'Accademia, pagina nazionale, Vinzone Academy Italia. Altrimenti comunque trovate anche i nostri contatti, i miei e di Christian, su Facebook, Luca Bertoncello, Sifu Luca Bertoncello e Sifu Cristian Baggio, quindi per qualsiasi informazione potete chiedere tranquillamente a noi. E quindi, come diceva Christian, terremo questo stage prossimamente, cercheremo magari... Non appena ci saranno le date, tutte le Esatto, vi manderemo la comunicazione, così se qualcuno vorrà, dato che comunque sarà uno stage che molto probabilmente sarà uno stage gratuito anche tra l'altro, per dare la possibilità alle donne appunto di imparare queste tecniche, che è molto importante lavorare anche su questo aspetto sociale, no? Ci teniamo molto come accademia, e quindi vi daremo comunicazione, se qualcuno vorrà partecipare ci contatterà e terremo il posto libero. Bene, grazie mille allora a Luca Bertoncello e Sifu Luca Bertoncello e Sifu Cristian Baggio che hanno parlato con noi. Oggi abbiamo parlato di Wing Chun, ricordatevi, andatelo a cercare, scritto VING, quindi Wing staccato TSUN Chun, questa è la disciplina. Grazie a voi. Grazie a voi. presto.